Siamo con Olindo Peretto, presidente della Buiese. Presidente, una bella Buiese. Buongiorno, sì, una bellissima Buiese e soprattutto anche gli avversari, non basta, una gran bella squadra, forse la miglior squadra che noi abbiamo affrontato. Tanti complimenti anche a loro per la squadra che hanno. Si era messa male a un certo punto, eravate sotto 2-1, l'avete riagguantata per i capelli, ma è un pareggio direi assolutamente meritato. Dal mio punto di vista sportivamente parlando, secondo me il pareggio è stato giusto, abbiamo giocato alla pari, è stata forse la più bella partita che ho visto e che abbiamo disputato contro una gran bella squadra. Secondo me è un pareggio giusto, onesto. Insomma, avete affrontato una delle più forti del girone, non ne siete usciti indenni, credo che si possa fare anche qualche pensierino in grande o no? No, dobbiamo restare con i piedi per terra e soprattutto dobbiamo pensare a recuperare un po' di infortunati, perché oggi eravamo veramente all'osso. Dunque devo dire bravi ai ragazzi che hanno tenuto duro fino alla fine, hanno recuperato la partita, abbiamo imparato a essere veramente duri a morire, come si usa dire. Adesso, sì, parlando così fra di noi, state anche cercando qualche rinforzo, perché evidentemente questa lunga serie di infortuni che non riguarda solo voi ma è un discorso in generale, credo che comunque sia frutto di valutazione da parte delle società. Noi stiamo già valutando, se è già un momento che stiamo lavorando per Natale, perché abbiamo 2 o 3 infortuni che le recupereremo, addirittura si parla di febbraio. Dunque dobbiamo assolutamente andare sul mercato e cercare anche di dare una mano in attacco. Cercheremo qualcuno in attacco per dare una mano a Peresano, perché io spero che faccia tutta la stagione così, per l'amore di Dio, però insomma. Una risposta anche da Buia Paese, insomma oggi tanta gente, come si pone il Paese nei confronti della squadra? Io penso che il Paese sia molto contento dei risultati e del gioco. Stiamo cercando di fare il massimo che possiamo, stiamo facendo anche di più di quello che era preventivato, ma questo è frutto di un grandissimo lavoro che stanno facendo i ragazzi, il mister, i collaboratori e quant'altro. Dunque diciamo che siamo veramente molto soddisfatti e penso che anche il Paese è anche meravigliato del lavoro che stiamo facendo. Presidente, fuori da denti, ma un pensierino ci si può fare o no? Pensierino assolutamente no, dobbiamo stare tranquilli, arriviamo a Natale e dopo insomma vedremo, faremo le nostre valutazioni.